Domenica prossima si vota il referendum contro le trivellazioni in Adriatico. Questo è un referendum importantissimo per due motivi. Il primo perché c'è il diritto di decidere. Quando lo Stato italiano, che lo fa poche volte, ci dà la possibilità di decidere, i cittadini devono prendere la palla al balzo e far vedere che hanno la voglia di riappropriarsi della sovranità e di esercitarla, perché in questo modo si danno ordini allo Stato, cosa che dovrebbe succedere sempre e che invece in Italia non succede quasi mai. Il secondo motivo per il quale bisogna votare è Venezia. Trivellare l'Adriatico significa fare dei buchi. I buchi portano all'abbassamento del suolo. A Venezia c'è già il problema dell'acqua alta. Se andiamo a incrementare questo problema con le trivellazioni rischiamo di fare danni enormi alla città più bella del mondo. Abbiamo fatto il Mose per evitare che ci sia l'acqua alta e poi buchiamo l'Adriatico per aumentare l'acqua alta. Un controsenso totale. Noi dobbiamo dire un no fermo per salvare Venezia e perché le trivellazioni in Adriatico non ci devono essere. Non ci sono ragioni economiche che compensano il rischio di perdere una città come Venezia. Domenica bisogna andare a votare e votare sì.